Tutti, che vi parla IW6 BFE e la nostra scheda di Star Cesar. Per il setup è necessario collegare la scheda ad un computer tramite porta USB, installare i driver e collegarla anche ad un ricetrasmettitore tramite la porta dati 9006, in questo caso uno IESO 8009. La taratura si distingue in due parti, la parte di ricezione e la parte di trasmissione. Per la parte di ricezione bisogna settare i jumpers per avere un corretto funzionamento dello squelch. Vedete, ora se trasmetto con il mio portatile, la luce dello squelch si accende, la luce verde di ricezione. Questo sta a significare che lo squelch è settato bene. Seconda parte, regolare i trimmer per avere un livello di 0,8 volts sul pin 10 del modem GMSK CMX 589. Una volta eseguite queste operazioni siamo pronti per lanciare il nostro software di test e verificare che tutto vada bene. Trasmetto e lui decodifica. Ora siamo pronti per la parte di trasmissione. Per la parte di trasmissione dobbiamo regolare il trimmer del livello audio di trasmissione in base alle caratteristiche del ricetrasmettitore utilizzato. In questo caso questo è il livello necessario per la mia radio. Vedete l'onda quadra? Perfetta, grazie alle modifiche desmodromiche. Il setup è completato, ora siamo pronti per il primo QSO.